Saranno 2 i cardinali siciliani che parteciperanno al prossimo conclave, Francesco Montenegro e Baldo Reina. Entrambi rientrano tra i 135 cardinali elettori ammessi in Sistina, avendo meno di 80 anni, come previsto dalle norme canoniche. Il cardinale Francesco Montenegro, di 79 anni, è arcivescovo emerito di Agrigento dal maggio 2021 e più recentemente amministratore apostolico di Piana degli Albanesi. Figura di spicco nella Chiesa italiana, conosciuto per il suo forte impegno nella pastorale della carità. Ha guidato infatti la Caritas italiana ed è stato presidente di diverse commissioni episcopali, diventando punto di riferimento per le questioni legate alle periferie sociali e assistenziali. Più giovane il cardinale Baldo Reina, originario di San Giovanni Gemini, che ha assunto ruoli di grande rilievo nella diocesi di Roma dal 6 aprile 2024, è amministratore apostolico di Ostia, poi nominato vicario generale della diocesi il 6 ottobre, infine dal 25 ottobre 2024 arciprete della Basilica di San Giovanni Laterano. Nel giorno in cui abbiamo celebrato la Santa Messa in suffragio di Papa Francesco, ho ringraziato il Signore insieme a tutta la diocesi di Roma per il servizio, per l'esempio, per la profezia che ci ha regalato questo grande pastore. E lo abbiamo fatto all'interno di un'assemblea molto nutrita, tantissima gente, tanti sacerdoti, abbiamo colto la commozione, la sofferenza, ma in qualche modo la gratitudine di tutti per il dono di Papa Francesco. E l'eco di questa profezia è ancora ridondante, molto presente in tutti noi. Personalmente ho dei ricordi molto vivi da quando la prima volta l'ho incontrato nel luglio del 2013 a Lampedusa, in quella che è stata la sua prima visita pastorale. Io all'epoca ero ad Agrigento e ho vissuto quella visita in diretta, ho ascoltato quelle parole, quella omelia molto forte, quel grido, chi ha pianto per queste vittime. Diciamo che da quel momento in poi ho seguito, come penso tanti cristiani, il magistero di Papa Francesco. La nota della profezia mi è sembrata quella dominante, un Papa che ha rimesso al centro il Vangelo, ha chiesto alla Chiesa, alla propria Chiesa, di essere esemplare, di essere fedele all'insegnamento di Cristo, un Papa che si è lasciato anche accompagnare da tante domande, da tante sofferenze, che ha gridato fino alla fine per la pace. Lo abbiamo letto anche nel Testamento, ha offerto la sua sofferenza per la pace nel mondo, questa pace che non è arrivata ma che speriamo continua ad arrivare. Davvero abbiamo l'animo grato per quanto ci ha insegnato Papa Francesco, adesso abbiamo la responsabilità di continuare quanto lui stesso ci ha dato.